Una nuova moschea a San Pio X? Beh, la voce si diffonde velocemente nel quartiere, è un passaparola, se ne parla nei negozi, per strada. La notizia, da confermare, fa clamore, non tanto perché nella galleria commerciale potrebbe arrivare un'associazione culturale islamica, quanto per il giro di fedeli che un'eventuale nuova moschea richiamerebbe nel quartiere. Ha diritto di vivere anche a ori, però ecco, l'importante è che ne crea problemi, cioè di assembramento. Va benissimo, purché si limitino alla moschea, che dopo non succeda qualcos'altro, ecco, tutto lì, perché gente a spasso qua in quartiere ce ne sono parecchie, quindi accettiamo anche questi, purché si mantengano nella civiltà. Un quartiere già difficile, quello di San Pio X a Vicenza. Ci sono problemi di degrado, di spaccio di droga, di furti, di violenza. Alle 5 del pomeriggio ci sono persone che si mettono qui di nascosto e che si aggregano con altre e si scambiano qualcosa. Io di sicuro non vengo fuori a guardare, però le facce che frequentano questo luogo e questo angolino non sono del tutto rassicuranti. C'è veramente tanto bisogno di controllo, anche di notte, perché i furti sono continui. E così, in un quartiere che ha dei problemi, i commercianti, i residenti chiedono più controlli, a maggior ragione se poi dovesse aumentare il numero di persone che, anche da altre zone, arriverebbe a San Pio X. In questo quartiere abbiamo già un degrado naturalmente, quindi che dopo non ci porta altri problemi e infatti chiediamo anche maggiore attenzione alle nostre istituzioni. Potrebbe essere anche un effetto contrario, cioè più controlli avendo una moschea in zona, che per adesso in questa zona è abbastanza latente il controllo. Sono appena stato da una mia amica, ha avuto 2 furti in 15 giorni, per cui in un negozio qua sotto. Insomma, la nuova moschea, se nascerà qui in via Giuriato a San Pio X, porterà molta gente in un quartiere che ha già tanti problemi e la questione diventa anche politica. Sono stata chiamata da cittadini e commercianti di San Pio X per quanto riguarda l'apertura di una nuova moschea in una galleria commerciale del quartiere. Non vogliamo che diventi un nuovo Corso San Felice. Il quartiere di San Pio X merita rispetto, merita controllo del territorio e chiediamo a gran voce che vengano istituiti dei presidi che controllino il territorio per quanto riguarda anche lo spaccio e il degrado che già il quartiere sta vivendo ormai da troppo tempo.